Mi ha paura, capito. No, appena c'è paura, no? Ho paura io. E ora mi diceva, innanzitutto restiamo sul carbone, perché mi era il motivo per cui sono venuto soprattutto. I boschi erano principalmente comunali. Sì, tutti sui boschi comunali. Le montagne là. Ecco, come si chiama? Da qui che si vede qua da finestra. Col da Tuche. Come? Col da Tuche. Col da Tuche. E se sotto il comune di Vas. Vas. Dopo che altri. Dietro, allora lei comune di Valdobbiadene. Che comunque Montesei. Comune Mariette, a Cesegna, dopo viene la Fossava, dopo viene Forconera, tutti i nomi delle maglie che viene trovate, le maglie di Basuco con Roberti, Adesso. Ma che chiamavi così anche una volta? Sì, sempre chiamato così. Anche se non vegliare maglie o vegliare maglie anche una volta? Maglie le... Segui. Quanto distante è il confine di Valdobbiadene da qua, ad esempio? Da qua quanto vedi? Verso il confine di Valdobbiadene. Cioè 90 chilometri. Beh, ora insomma. Là il mare che nella strada, siamo andati contro Toro. Vedi una strada adesso? Sì, siamo andati contro Toro, no che sia tanto bella, però siamo andati dentro abbastanza insomma. Io che una volta da tutto a spalle, con le slitte. Ma per Marsù, cosa che era? Un sentiero o come? La strada, la mulattiera, ecco. A piedi andavi? E ecco, molto. Si tirano le vigne con la slitta, no? Ora via. Con molta cava avanti e via. Ecco, ora mi spieghi sempre altri boschi che c'è qua in fondo che abbiamo visto, quelli di Valdobbiadene, questo qua è il vostro e questo qua? Qua dopo le del medico sono. Ah, un comune del me. Prima che nel comune delle Chiaie, quel montagne che si vede qua. Che si chiama? Garda. Come il lago? Ecco come il lago. Garda. E dopo là, allora che ne Mel, allora che ne Salvidela, che ne altre montagne insomma. Mi dica il nome. Mont. Dopo là su nel Vicentino, ma quelli sono benunque. Vicentino devo dire che sono benunque. Ma non arrivavi i vati di Vicentino? A fare carbone? Ma che ne è che arriva a su, secondo dove che ne era i lotti che andava là sta, no? Perché sta per esempio da 4-5 lotti di questi. La trama andava sul comune del Belgio. Via via manca il bosco le maturo, no? Ma Valtri, come facevi a sapere che il lago era il bosco lì? Si sapeva, sì. Tanto le dite che a parte i lotti le poi cercano gli operai dove sapeva che non era gli operai adatti per fare il carbone. Cioè, perché non era domani mattina mi sveglio e devo fare carbone, si andava con delle dite. Con le dite, perché io andavo a parlare con le dite. Che mi smente, che mi dica come che si chiama, perché sennò mi confondo dopo. Solaia era il mondo. Ah, sei parente di Lucia? No, ma qua tutti i paesi qua gli sono tutti Solaia. Per ieri io Solaia qua. Quanti anni hai? 60 anni. Del 20? 6. Data precisa? Al 14 del 2 del 1926. 14. Sempre stato qua a Marziali, sempre nato? No, prima io per Solaia prima della guerra. No, ma abitante, sempre nato? Sì, nato sul comune di Vas. Dopo mi ho comprato qua, ora sono passato sul comune di Marziali perché prima stai la parte della. Sempre in Marziali, per il paese Marziali. Sempre Marziali. De ha del che il fiume, come si chiama? Del che il torrente? Si chiama la Val Paula, no? Val? Paula. De ha da Val Paula era sotto Vas. Sotto Vas. Io sono nato sotto Vas. Sotto Vas. Marziali sotto Vas. Sotto Vas. E ora mi conto un poco della sua vita che ha detto era, dopo ritorniamo ai boschi, ora che è stato in Jugoslavia. Sono stato in Jugoslavia, la boccia mi ha portato in Jugoslavia che aveva neanche 2 mesi. E perché? A fare carbone, a fare carbone lo perdevo tutta la famiglia. Sopra. Parla sempre, non stai, se no poi si sente a me voce che non sente. E avevamo lavorato fino al 38. Praticamente dal 26 al 38 io sei cresciuto in Jugoslavia? Sì, sempre tutti gli anni in Jugoslavia. Che paese della Jugoslavia? Oh Dio, adesso. Mi ricordo sono stato a Postumia, sono stato a San Pietro del Caso, sono stato giù a Bassia, sono a Fiume, sono stato a Serosecchia, tanti paesi là. In Istria praticamente? In Istria? Anche a Piso dell'Istria, in Dalmazia? No. Sulle isole? No.
sempre su le montagne. sulle montagne, in Istria e in Slovenia. Sono stati sul Monte Nanus, sul Monte Nevoso a fare carbone. Sì, tutti. Ecco, era suo papà praticamente era un uomo specializzato, Sì, come sì, si sì. chiamava il nome preciso? Soragna Angelo, Angelo Soragna. E quanti anni sei morto? alle morte che lei 2 mesi, all'aveva 94 anni. Porco Giuda, io sapevo tante robe, suo papà. Lei 2 mesi che è morta. A 94 anni. 94. Io non so il carbone che fa male. Oh, E neanche a vita che fa. allora era ancora meglio, 100 volte meglio di me. E che aveva memoria ancora buona. Aveva una memoria ancora sana, questa è una polmonite in età. Ma avete altri vecciotti qua della zona eventualmente che hanno fatto queste esperienze del giro No, per il mondo? vecchi ancora sì, Che si è andati a fare i carbonai in giro? ma che uno è morto l'altro giorno, che era 2 anni di più, mi pare. Ah, sì? Dopo da vecchi E qua, come si chiamava il Soragna che ha questo? non era Vergerio questo, Vero? Vergerio, Bergerio. dopo che ne ha tanti altri, Ma adesso che ne sei ancora solo agli 80, attorno agli 80 anni, cioè sono 80 anni però che mi ha fatto un buono favoria qua nel paese. Sì, era vabbè, e sua mamma invece come si chiamava? Vergerio Orsola, ma le 30 anni che la porta. Aveva morto prima. Sì. E ora io e suo papà, e quanti figli ieri? Lì solo, lì era sorella. Io e una sorella. Sì. Anche sua sorella già veniva con io. Sì, Invece di io. no, 2 anni di meno. E ora 2 mesi vi siete andati in Jugoslavia. E sorella è nata in Jugoslavia? No, è nata qua perché si fa la stagione. Sì. E d'inverno, Qual è la stagione del carbone? da mese di maggio, marzo e fino agli ultimi di settembre, ottobre, secondo che va via Da marzo a ottobre? secondo che va via il tempo, no? E dopo Ma si fa di solito che giorno si partiva? Era un giorno, non so, magari a Pasqua, non so, la settimana prima della Pasqua. Io sì, parlo la che era, settimana santa poi mettere. no, Sì. che era un giorno speciale o no, io, si ricorda? No, secondo la zona che si andava, no? Perché era parte della neve la dura fino. Sì, hanno dato stagione, ma che l'altra parte magari le sovevano via prima, secondo il posto, la posizione e la zona che papà andando, lì a variava 20 giorni a. Ho capito. E ora mi conto di questa Jugoslavia, io cosa si ricorda ancora? Ora? Cosa facevi Valtri Tosatei, ad esempio? Cosa facesse? Dove dormivi? Nelle baracche, poi si fa la baracca di legna e là si fa le sobrande e si va via, dopo. Chi le faceva le baracche? Le pare poi. O noi paron, cioè non organizzavamo. No, sempre l'operaio che si fa la baracca. Quanti che ne partivi in una squadra qua del paese oppure partivi... Ma qua allora andare a fare carbone, lei che invece in squadra no. Adesso con lei no, marito e moglie che aveva figlio due, se la giava, no? Partiva all'Orido? Sì, sì. Mario, moglie e fioi? Sì, magari non da soli, per esempio qua ce n'era un, via della Valle che n'era un'altra compagnia per modo di dire, Vedi che dice compagnia, Sì. era 2 o 3. altro che lavorava tutti per conto suo, insomma. Cioè, ma mettemmo dal paese, partivi insieme, insomma, un gruppo. Ah, per le volte partiva magari 3-4 famiglie, le volte secondo. Non vi era una regola fissa. Ah, no. Non è che se partisse in gruppo mettevano No, tutto il no. paese dei carboneri, come si chiamavi? De mestiere, come si chiamava? Carbonaro, No, ma in dialetto. carboniere. Carboniere si dice, no? Io parlo sempre in dialetto. Sì, carboniere. Carbonier, Carboniere, sì. non carboner. Carboniere, lei qui a Bassan che dice il carbonaro. Aveva tanti da Bassan. Qui a Bassano, come dicevi? Carbonaro qui dice. Carbonier. Noi si dice carbonaro. Sì, noi carbonare, loro il carbonaio dice. Che è un altro dialetto, un'altra pronuncia, insomma. Ma carboner o carbonier, Valtri? Carboniere, no? E qui da Bassano invece carboner. Carbonaro. Perché dice che era tanti da Bassano, da Vicenza? Sì, era tanti da Vicenza, da Bassan che veniva a trovare a fare carbone per l'aria. Da che zone da Bassano? Qua da Sovagna, Da Val Sugana praticamente. Sì, dalla Susanna qua. Ce n'era tanti anche bravi. E ora partivi ogni famiglia, però magari in 2 o 3 famiglie insieme. Sì, erano 3 famiglie, si poteva sulla zona insieme, perché dopo non era
Sì, si fa me che lo è qua, questa zona qua, e affinché sia che lo è magari sulla zona del TI. Secondo, Ma questo viaggio in Jugoslavia, dicevo. sì, anche in Jugoslavia non è. Partivi a piedi o in coliera, in treno? Treno, oppure con una macchina, che n'era un qua che aveva una macchina che veniva via la gente Sì. che lavorava così tanto. La vascia era. Già nel 34 che aveva una macchina, già in che anni ha nel 30? Sì. E prima ancora cosa andavi? Prima che fosse in macchina? Treno, E prima che fosse il treno non sentivo dire suo nonno, non sa. allora non so neanche se io per l'Jugoslavia, perché prima dell'altra guerra, non penso che indesse in Jugoslavia fa un po'. Penso che andasse ancora di più perché era tutto sotto. No, ma prima della prima guerra, Sì, prima della guerra. 15-18, Nel 1850, così che anni nel secolo scorso, era tutto sotto l'impero austro-ungarico, sotto i tedeschi, sì, con l'Azzi sì. che andasse ancora di più, invece che non aveva neanche confini per dire. Io non sentivo dire che. Vabbè, insomma, eravate andavi in Jugoslavia. diciamo che anche a Menolo per modo di dire andava a fare il carbone. Mm. Viene per la Bosnia, a quei tempi, A Bosnia. insomma, E dopo? io un calore come E con cosa andavi fin in Bosnia? non bene, non lo so come. Casa di Stanti, sa? E come si chiamava il suo nonno? A Rimbondo, Anche io. sì. Suo nonno faceva il carbonaio, Sì. suo padre carbonaio e io carbonaio. Suo fioi invece io ero fioi. Dico noi. Cosa Tre, la cosa è la cosa. E cosa fai? Uno lavora a Vas, sulla fabbrica di acciaio. Che seria che fabbrica sia? Non so. No, lo dico, Vabbè, se c'è lo che può, non so, non può venire a dire. solare. No. Sono fabbrica del chiaro. Cioè la fabbrica di acciaio era all'Aspo, io andavo del Piave. E un altro? E uno lavora qua a Pandolfo, Che seria? alluminio, questo. Di una fabbrica Sì, di che so chiari, del TI. di alluminio. Di una fabbrica grossa, Abbastanza, sì. Da quanti operai? Non sarà via, sarà 300 operai. Pandolfo. Sapevo che di fuori sto alluminio. Ma lui lavora, poi manda via e arriva. E a Tosa ne si era sposato oppure lavora anche La lì? torre l'è sposata al TI. Ma non lavorava prima, c'era un mestiere? Andava a lavorare un po' con la San Marco qua ancora sulla fabbrica, ma solo in TI. Cosa fai a San Marco? Oh, lana, Lana. sì, la lana. Che era il pastore Pievolo, era qua. No, ma infatti, la fabbrica che fa lana, non so dove la dove sei, e qua i pastori vanno su per le montagne e via su Non vede pastori del posto qua. dalla zona che noi, Niente. da Mongue nei pastori, dentro la Insomma, in Mongue. poche parole, parliamo adesso prima di questa guerra qua, dell'ultima guerra, negli anni 20-30 là, ecco, in quel periodo là. Cosa è meglio là? Va, andava in Jugoslavia. Io già cresciuto praticamente che di sta andava in Jugoslavia, tutti questi posti che mi era detto prima. Sì. E se eri in mezzo alle montagne sempre praticamente. Sempre in mezzo alla Non montagna. aveva amicizie con qualche cosa te? Con chi? Qualche inverno se stai via, se stai alla via, qualche inverno magari toccava trovare un lavoro basso dove non c'è neve. A far cosa? Sempre carbone. Allora se stai carbone, se stai anche all'inverno, allora stai a scuola, la scuola mi era in Jugoslavia. E ora sa qualche parola di Jugoslavia? Oh, non me ne ricordo più. No, per tanti anni, vedo 2 anni, tutto qua, che sono via. 3. Qualche parola però se andasse là e parlare. Beh, sì, dai, là sì, ora sono dall'altro lato, 3 anni fa, a Che- Postumia. Eh, Ma capivi qualche parola? croato. Sei croato o No. sloveno? Sloveno, sì, Slo- Postumia. sloveno. Sono avere le note di Postumia. Eh. Ma mi sapeva che alla prima mi dove che era. Dentro però non era mai stato. Ma altri lavoravi là attorno col carbone? Sì, su sopra Postumia non lavorava. Fontana Clari, Sasso Grosso, proprio sui confini dell'Jugoslavia. Perché Postumia una volta le arreglava, ma dopo Sì, sì, sì. italiani, non stiamo proprio sui confini. Ecco. E in Jugoslavia gli era sempre dei paroni che vedava dei lotti oppure andavi altri privatamente? No, sempre parole. Cioè, venivi qua in paese, questi paroni, come facevi? Descriveva allora e poi restava d'accordo in motorno che scappava di che mari da Trieste. Cioè, come avevi fatto a trovarli i altri queste dite? Adesso si trova comunque alla via che laurea da Carboni, mari mio, bisogno di pochi uomini, 2 o 3 famiglie.
allora poi che lei suo parenti che scriveva, guarda che qua nel lavoro Scriveva qua in paese. Tramite chi? Perché sì, sapevi lesa sta gente, il suo papà? sì. Dopo scommette un tiro ladro e così poi. Insomma, qua nel paese c'era tante famiglie che facevano. Poi era quasi tutte nella carbona. Quasi tutte il paese. Insomma, da tre parti sicure. C'era una parte qua che fa il contadino, ma non parla di a lavorare fuori. Una parte magari cosa faceva qua? Faceva contadino, cose, faceva legna. Contadino aveva qualche, tre bestiole, poi fa un po' di legna, così che avanti. E la vendeva su questo porto qua? Porto. Allora i tempi, ma prima che nasce il mio, dopo che sono nato il mio, non era più il porto, ma una volta sì, non era tutta la lavata qua, che da su a Bellume, su per calore, venivano tutte menate dopo le zattere, e loro qui passava, si fermavano qua, no? Si chiamava roba e caricava su e via. E lavorava con le zattere, che tutti lì su, i cavorini che sapeva fare le zattere. E poi che partiva la roba tutta alla piana, quando ti rivevi fermava. Stia qua a marina notte, dopo la mattina li caricavano, da giù. Caricava soprattutto sto carbone. Carbone, legna, perché... Legna e carbone. E basta? O altra roba? E altra roba che non era più che legna e carbone. Questo sarebbe stato il porto del carbone praticamente. Sì. Vabbè, ora restiamo a sta Jugoslavia. E faceva queste lettere, scriveva, che si ricorda, era qualche agenzia, non so, qualche che faceva il mediatore. Beh, fra quali era quello che fa il mediatore. Dove? Ieri o qua, in zona, che faceva il mediatore? No, tutti... Qua avanti solo carbonieri, insomma, carbonieri. Che era quelle ditte che aveva il suo fattore, allora quelli si interessava, sì, e che trovava mariomi alla vita, no? Ieri un fattore o aveva un nome particolare? Agente, non so. No, noi diciamo fattore allora. Fattore. Perché controllava, bisogna pensare il carbone, così no. Non si ricorda il nome di qualche ditta? Adesso, che era Rupena, Come? ai tempi, che era Rupena, l'era ditta grossa a Trieste, Rupena. Rupena che era Pagrasio, dal Pra, Sempre a Trieste. no, Postumia, da nattivo non so da dove, so che lei è sposata a Slava, ma lui stia a Postumia. Beh, però. Dopo che ne era ancora ditte, ma non mi più vedere. E ne era Sartori, Che sono? la Vicenza qui era Sartori, che ne era tanti Sartori. Che era poi tutto. Questo è il parone, grazie. Ho capito, ma insomma mettiamo dal Pra, mettiamo, da Postumia che diceva, no? Il Gavia Ciapà ai lotti, Sì, perché sì, io non sì, conosco, sì. cioè Gavia era nato all'asta, mettiamo, Sì. e era a boschi comunali. Beh, ma tanti privati, Tanti privati anche dall'Ucraina che erano ancora dei conflitti. Questi privati che vendeva il bosco alle ditte italiane, no? e le ditte ora, Le ditte che faceva carbone. e le ditte si mettevano d'accordo, no, mi interessa sapere come che facevi gli altri ad andare là. Perché Si metteva d'accordo col fattore, cioè che incaricava un fattore, ma venivano da qua nel paese, il fattore. Quando che lei ha bisogno di fare giro mari, Dove si metteva qua? te lo staremo. E cosa dicevi? Cioè, a me sti operai li conoscevo, puramente parlare con ora quelli. E venivi in osteria, Li chiamarli, si combinava. oppure nel cortile, in qualche parte, sotto un uomo. Ah, sullo starile, loro in sullo starile. Su quale osteria andava qua? Tanto là dove che ne vede, cose là, per la staria vecchia avevano. Come si chiamava che osteria? La staria di Piero Solagna non era quella, suo padre di quella. Osteria di Piero Soragna. Sì. Era il che faceva il capo. Lui dopo faceva l'impresario, ma allora loro lavorava qua sulla zona, qua noi per lavorare. Tutto il bosco, allora. Solo Soragna. Sì, una stella sulla piazza, gli erano soci. Ma insomma non era direttamente, insomma era sto fattore che andava in osteria da Piero Soragna e passava parola, Perché parola, la idea. questo per i posti lontani. E per i posti vicini qua era un fattore anche qua, dei ditte. Beh, per i posti vicini qua si catena la festa, allora, si conosceva tutti allora.
E diceva qua che c'è quel posto, Per esempio sti qua, le sono 5, 6, 7, 8 famiglie, sapeva che le laurea per lui. In Chi? primavera, Questi qua? anche qua all'osteria. Qui sapeva che era gente sui. Primavera che si teneva tutte là, e secondo... si arrangiava Piero Soragna al suo a Toro. Buongiorno. Scusami, Sì. voglio dirti che dai di dopo. Deste dite ora, Piero Soragna, mettiamo, no? E che aveva saputo che il comune De Vas. De Vas, mettiamo, vendeva, in che stagione vendevi i boschi? Gli lotti per esempio sempre all'asta in autunno più che altro, pronti per la primavera, Dove andavi a fare ste aste? e in comune. In comune. Come facevi ora ste aste? Se ricordo io sono andato, mai veda? Ah, del carbone no, perché mi ancora dove. L'asta dei lotti quando si fa legna, dopo Ah, che era... tardi, Ho capito. perché si è messo da fare carbone, non si fa legna. Ah, ecco, restiamo sempre al carbone intanto, no? In autunno faceva ste aste, Qui che resti al lotto allora. e ora i due dite del paese qua chi era? Soragna, Pietro, Era il diario Amadeo si chiamava. come? Verdiario Amadeo, Amadeo. questi era Qua era più grossa. quella su. Vergerio? Piace. Quanti uomini Ah, beh, lavorare insieme, no? Allora quelli era più. come lavorano insieme? Lavorano insieme con Come dita li lavorava assieme, no? Soragna e Sì, Vergerio? io sempre squadra li lavorava sempre insieme. Perché ora? Che vantaggio che avevi lavorando insieme? Gli era soci, Ah, lì, anche un po' parenti. E tu lei gli otto insieme, E lavorava quasi tutto il paese poi ora? quasi tutto. Oppure assumevi gente da fuori? No, qua no, da fuori no. Ecco, e Valtteri, ora che andavi a fare carbone, ora restiamo qua in paese, in montagna qua attorno. Ieri pagati un tanto a carbone che facevi, pagavi come operai un tanto al mese, Tanto in Italia. tanto al quintale, Tanti a carbone. cottimo praticamente. Sì, cottimo. Come che chiamavi? Ieri pagavi come? A contratto qua. A contratto. Cioè, Tanti quintali che fece, in autunno, tirava le somme, per fare tanti quintali e pagava tanti quintali. e non era pericolo che qualcuno venisse a fregarvi il carbone, No, fra le Valtteri? no, Succedeva? no, perché chi che andava a rubare il carbone dopo? Portare dove? Ancora le vite, chi che era qua? Ognuno faceva il suo carbone Sì. e a paga, ci paghi solo che una volta all'anno? Ma se uno aveva bisogno dei soldi, non aveva soldi che prima, no. I conti li fai una volta all'anno. Ma dopo che era a conto, ci vuole aveva bisogno. E allora io devo spiegarmi, ma anche io andavi su in montagna? Sì. Ma quanto tempo stavi là fuori? 7-8 mesi si stava. Ma tutto il periodo stavi là fuori? Tutto il periodo. Non venivi basso? Ah, Fa la spese, fa la spesa, la ciò spesa per mangiare. Perché la loro bisogna settimana? portare con la schiena, Qua a Gerla, con la zerla. Come che chiamevo? La zerla, In dietro vostro. derla, noi diciamo. Non so Derla, dove derla. derla. E la E... registrare tutto ma io Trevisanlo Sì, e sì. no. Sto devo fare una ricerca. Un po' negato. Ma Perché per gli anni passati qui la 19-18 allora che ne era all'età e qua che ne era quello che voleva adesso, mi ho stregato, ma il porto, La IA? sono andato a fotografare, ma non si vede più niente, non si vede. Ah! Adesso io alla Roia fa la strada, prima non era mica la strada, ma no, fa la strada, adesso prima che ne era casetta, una casupola, nell'albergo che ne erano casupole, piccole. Ma era sempre l'osteria qua della signora Soragna. Sì, quella è sempre stata, perché mi ricordo lì, sempre stata quella. Ma la via, anche la via sul porto, gli sport, anche la osteria era solo che era est. Anche che era un bel tocco del terreno di sotto, e n'era un'altra casa, 2 case, 3 case sotto ne era. Io abitavo a 3 famiglie, 4, Sotto la strada. sotto la strada. Dopo di fare la strada, no? Dopo io via nuova, allora Ma era case di legno o di pietra? No, casa dei sassi. Case come queste. Sì, Dei sassi? Sassi. Non pietra. No, casa dei sassi. A vostra quasi dei sassi? Sassi perché furono quelle note. Questa noi nel blocco. E perché le cabutai so che case erano? Perché può passare Ma la strada? strano. Proprio sul posto della strada. Sì, contro la strada. E là che era un'altra osteria.
Là no, quella è ancora anche adesso, sulla strada. Posto? Sì, sulla Come si strada. chiamava? Forse lui l'ha vista le solo Sì, la ho strada. visto la geosteria Piave, adesso Bar Piave, una roba del Quella genere. del bar Piave le do sulla strada. Dopo è un'altra che sola. Neanche solo la stariola. Di là del Quella dove era sta invece lui. di nota. C'è la stradella che va via là, perché va via lui. Subito fa la curva che non è un'osteria. Come si chiama? Che quella lì è un'osteria, invece Ero chi dal mondo prima, qui là. Fiorina, Non ha diviso Bertuoli, noi Piero Bertuoli, lei era là che si ricordò noi. Osteria di Piero Bertuoli. Bertuoli, Piero. Non aveva un nome in particolare, Piero. no. Era due osterie una volta, insomma, qua. No, la dove ne era una sola. Sì, ho capito, ma era qui No, adesso. no, ne era quattro. Quattro. Una va su in piazza che adesso che nel negozio. Ma dove si va in piazza? Su di qua? Sulla piazza l'aveva accesa. No, Poi c'era. era una stariola e bottiglietta, una bottiglietta. Allora vado così Poi bottega. che su che negozio, la Una volta bottiglia che- delle elementari, che sempre i medesimi li gestiscono, sono sempre loro. Una volta lei era stata. Dopo di questa cosa, là, a Sant'Antonio, noi si diceva la sieteria che a Dove andavo Sant'Antonio, da su per la strada, noi veniamo Sì, su. sì. Là, nella un'altra stariola, dopo che ne la Solagna, e dopo ne era quella lì. Ma ai tempi del porto, diciamo, a più frequentata, quella ieri. Allora veniva prima che lavoro su dove che era il bar, allora che era un'osteria una volta. Abbastanza. Una volta che Ma- era il porto, era un'osteria. Quella sarebbe quella di... Dopo l'entrata di Sì, ma dopo gli è morti. Sì, ma quella più conosciuta, diciamo, i barcari, cioè i zattieri, dove si fermavi? Là, poi. Era su quella osteria. Come di chi? Di Bertuoli? Ma no, gli erano solo, gli era qui. Ma noi chiamiamo Bertuoli. Bertuoli sì, ma loro l'era... Beh, che domanderò a Solagna. Ecco, qui la guardiamo, io avevo 84 anni. Sì, 80. E vedi, io non 60, allora sono Sì, piccolata. sì, non so. Era che rispondeva che spiegava poi Ora il curriculum. continuiamo col carbone ora. E ora Gaiera queste imprese qua del posto, i Soragna, i Vergerio, che assumeva e che diceva, se è vero più o meno, se ho capito bene, e che diceva altri stanno andando là. E stavi là quanti mesi ora? Tutta la stagione? Da marzo fino in novembre. Ma poverino, Novembre e l'ottobre se ne a casa. Signora, come si chiama a proposito la signora? No, mi vuoi dire? No, passeremo a ricordarlo. Ben, non importa. sta pure che ti cade in prigione. No, non in persona, come neanche gli fai sentire dagli altri, no. No, che può sentirci solo per me per ricordarmi. E mi fa sentire dove far venire allora. Ma se non vuol dire non importa. E ora andava anche lì a 5 insieme. Sì, mi ha portato in del bosco, quello anni, Gnano proprio, ma portava in montagna. Ah, sei Mia cresciuta? mia sorella, quella più giovane, aveva 20 lì. Sì, E non aveva paura che si era passi? 4 però lei, dottore, una è morta, sono ora 3. Non avevi paura che parlavi di malattie, roba del genere? Malattie, Allora, se non ancora è freschi, come non è ma ma- era polenta, ormai malattie, adesso allora. non è una malattia, Stavi bene ora? Sì. Non c'avevi niente? Se mai a porta ormai che Malattia vera. Che mangiavi? Polenta ormai, latte poco perché non te ne trovi. E qui lo avevi, se ce n'era per loro. Se aveva una cauretta riesce a cena perché era mangiare le polette, adesso che priori mi mangia più polette. Il bosco, non lo vai più che priori adesso. Dove la cauretta, neanche lui che aveva 4 fioletti, gli sia una cauretta. Perché? Perché la mangiava le pove, dopo mangiava il bosco, Ma chi non vi assava? la forestale. E guardi, eravate che avevi una cavola o no? Un colpo, qualche volta sì, qualche volta niente. Del scondone? Neanche quell'anno che mia sorella piccola non sapeva neanche la cauretta, scendeva a latte, neanche a latte, ma quel che dopo che viene fuori dopo il burro. Scuola, 7 E mesi. scolo, si sedeva con una pignatella, allora mia aveva 8 anni, mia sorella ne aveva 7, uno che ne aveva 5, sedeva questa pignatella del litro, sedeva c'era sto scolo, e mia mamma la aveva latta, la mia sorella la aveva il so. E si era latte sto casonetto, questa baracchetta fatta e lei, la si viveva, la si fa. E tu da te cresci senza latte ora? Quella sua mamma. E dopo sto scolo, si sedeva a fare Ma latte poco? poco latte, io dice, proprio poco. Guarda le maglie che viene qua con che va su Mariec. Ma noi non davi su queste maglie a Non tornare? intendevano, l'idea volontiera, non intendevano, Che aveva anche scudelletta non proprio. intendevano, intendevano il giochetto. Ma comprando? Non intendevano, Ma non avevi mai che aveva mai. mai, burro, come era piccone, Ah, non capito. Allora isteria con E ora avanti di mangiare, cosa mangiavi? Guarda? polenta ormai,
ma qualche volta a caccia non avevi a caccia. Sti bocciati dalla casa che? Non so, mi dice fa qualche capriolo, Oh, che no, caprioli. non è neanche a sentire caprioli pigliare che viene piccolo. Non era più caprioli di te pigliare. Adesso Ne fa che sì, gevero, adesso non è caprioli. Guarda che caprioli. adesso lo tengo massa. Oh, No, E chi li va a portare questi caprioli? boh, questi da ora la Cassilio penso che sia. Ma fai bene o fai male questi caprioli? tu? No, secondo altri. Secondo Io voi? non fa niente, per esempio, dato sul boss, sulla Il roba. bosco in bagna tutte In magna polete che viene su, la robetta fresca. più fresca. Si dice come cavare? Ecco, come le cavare? Gli cavarete Comunque, noi ne cavano, per l'amor di Dio. si rignendo dell'orta. Se niente l'orto. Ma i selvatici, insomma, portare... Sì. non lo vedo. D'accordo. Non che sia capriolo o vero selvatico, non potrebbe fare così. Io ero il signore e donne, cioè voglio dire, stava là e faceva da mangiare. E non si lavora la mattina a sera. Mia mamma lavora la mattina a sera. A Forcosa. A legna per fare carbone. Ecco, ora Come spiega... papà, sa che di suo, come suo padre, suo madre lo stesso. E noi se... Io sei stata anche in Jugoslavia come io. No, io ne sono stata. No, mio padre non è stato. Sempre venuto a questi boschi e roba roba. E Dante come mai che va altri invece si nati? Ne tante famiglie adesso. Io pensavo di andare a fare da... Se parli di più ora, E che cosa La sia. cosa del più, i boschi era più belli. Era più bello, più lavoro. te parli di più perché ti hai più lavoro, insomma. Ecco. Perché il pagamento era sempre a contratto, insomma. Sì, al contrario. Ora, cominciamo ora a parlare di come che facevi sto carbone. E ora, prima andavi a tor legni. Prima si taglia la legna. Tagliavi o trovavi per terra? No, io tagliare, ma neanche hanno col motosega come resno, con la maniera, Ma lei sempre indietro, Sì. vostro, qua maniera? con la maniera. E qua dopo quei seghe, Qua la maniera, segata qua. avevi due tagli o uno taglio? Come ieri? Basta uno e poi bravo. No, ma ieri da una parte sola, maniera o Sì, ieri dalla parte sola, no, Ah, no, la parte sola. Maniera o manaringa, vedi? Maniera perché maneringha, le quelle che si taglia sulle legni. Maniera quanto grande ieri? Chilo. Ah, Dio qua ancora, Sì. dopo. Qui è criptografica all'epoca. Sì. Sempre stessa? Sempre. Non posso credere. Ora che No, capire. dopo lo so. Sempre la Dopo stessa, so. sempre la stessa. E dopo ora gli le motoseghe. Ma non Allora si applica se- il buco il motoseghe? No, allora si fa legna a Beh, metro. niente, restiamo a carbone. E ora stegni, chegni, Si è portata su una piatta come la stanza qua. E chi lo faceva stare? Se le intasea tutte. Ieri a Sa era. No, se la fa noi. No, qua, la fa voi. E come facevi a fare stare? Pianto come fosse qua. Sì, ma con Col cosa? sapone, terra, con terra. la terra, con... Sì, se pareceva sta era. Trovavi un posto che non vi era alberi sul Ecco, posto? sì. E qua sappa e battendo? Dopo si batteva, si fa bel piano. Si faceva scolo attorno? No, si fa il piano, no, scolo, si fa bel piano. E dopo si fa le tasse delle legne tutte intassate. E quanto larga ieri sta era? Stai dentro un po' a vari dei 50 quintali, no, o 20 o 30 Sì, ma quanto larga? Come sta stanza qua? Più larga. Cioè, quanti? 10 metri per 10? Ecco, 10 metri per 10. No, provi a pensarmi, dice una cifra che dopo mi la scriva che non sbaglio. Puoi vedere 10 per 10 perché... Questa stanza qua è 3 metri e mezzo. sì. E era doppio questa stanza? Sì, c'è stato. Ma non Poi secondo me si chiama quelli secondo che se voleva, doveva fare a museo che fa carbone per 50 vent'anni. ma voleva la fea grande. Si che fa 30 per più piccola. Si che fa 70 la voleva più grande ancora. Secondo delle esigenze e ora secondo lei che ne raga perché che innanzitutto vi serviva per fare carbone? Il Palermo, il Palermo. Come? Il Palermo. Il Palermo, In dialetto, il dialetto Palermo. Faer però avevo detto, Faer. Palermo. Legna e Fager. Sì. Solo quello? Sì, calma, ma insomma, il Palermo è più commerciabile. Oppure anche cosa? Carpine è buono per fare carbone. Sì. Magari era Carpine su qua. In dialetto come si chiama? Carpen? Garten. Carpen. E dopo cosa? Garten. Gatten. Loro No, il Gatten. A lei mi ne so cosa che dirgli che gatti, cosa che dirgli che mi ne so chi è. sono gatte che chi sa la gara là che Ah, Salici. ecco Salve. Che Saliger? selvatico. Selvatico. Che era anche su di o Sì, solo su piano? no, ne so parlare. Gatten e dopo?
E dopo... Roro, seria rovere? Rovere, sì. Roro. Roro. Ma era bei grossi, quindi non si può mica tagliarli o sì? E tagliarli tutti, che grossi che sono, tagliarli tutti con la maniera. Ma Se tagliano un mese, tagliarli? un mese bello, dopo secondo che lavoro che si poteva fino in settembre. Dopo in settembre torna a avere da rattai, e torna a avere i forestali di poi tagliare ancora. Da che tempo stava sotto la mia tagliare, perché i salmoni hanno... E ora il periodo in cui tagliavi, qual era? Allora aprile, aprile, neanche non amo, E basta. Dopo la pianta la scommessa. Marzo fino a quando? fino agli 8 settembre. Sì, ma il taglio, fino a quando lo facevate? Sì, il 15 di marzo va a salire il 15, no? Sono stato metà. Di marzo. E ora altri andavi prima di metà marzo? Sì, ma voi dentro gli uomini era lì. Anche se era la neve, sì. Sì, Sì, sì. Ah, la neve, tanta neve così, ora dai. andavi già in febbraio? In gennaio, febbraio, ai primi di marzo, se dentro 20 giorni poi perché il taglio. 20 giorni tagliato. Io manco 20 Tagliato, giorni che 20 partiva giorni. fino a metà settembre. E 20 giorni riuscivi a fare il taglio Sì, ma fine settembre. Fine settembre. Dopo si serava appunto da metà marzo fino a settembre si serava. Sì, Quando gli apriva da nuovo il taglio? Agli 8 settembre. Agli 8 settembre. Quando che la legna ormai non Non Passerà. buttava più. E fin quando potevi tagliare? tutta Dopo si Tutto può l'inverno. tagliare sempre, fino in primavera. dopo Ecco, si ma può è il tagliare. legno che tagliavi in settembre per servire per farli... Ancora, se Facevi lavora ora fino fa- in novembre, Eh, fino signore. ai primi e dicembre. se no restiamo parlando dopo, no? Ci restiamo parlando dopo. Finché non veniva neve. Finché non veniva neve. Perché qua neve non si poteva fare carbone. no. Perché? Perché fanno come sotto la neve. Perché era freddo? E Perché non poi era era freddo e poi l'acqua del niente, poi non si poteva stare solo perché in montagna è freddo d'inverno. E Vadri ora arrivavi sul posto, dopo aver tagliato legna. Prima andavi su magari Sì, gli uomini, Gli magari si uomini. trovava non, sì, magari si trovava gli uomini. un servitore, non so, un Sì, operaio. l'operaio e tagliava addosso Anche Vadri stessi chiamavi un operaio, anche Sì. Vadri, noi eri già operai. Sì, no, Vadri. allora era già loro verrei so fare, mio papà era come provei, andava in su, era così andava noi, parecchia la baracca, Ecco. Prima tutto tagliavi prima era la baracca, già in gennaio, no in gennaio, in febbraio, i primi di marzo, no in gennaio, in i primi gennaio. di marzo, poi tagliava 20 litri, tagliava la legna. e in un giorno dopo facevi la baracca. Sì, Quanto che due mettevi a giorni, fare la due baracca? giorni, due giorni, tre conforme. Ah, stavi poco a fare la baracca? Sì, qui le legna si fa presto, dopo se la per via con la carta che tramava, dopo si buttava solo fuori, strano si dice, fuori e correva legna, in modo che il vento non lo portasse via, non è meglio, come si può fare? Questa baracca che mettevi sola... Legna, foglia, Che legna mettevi? quella che si trovava alla porta, Ramala, ramala, sì, ramala, E foglie. e foglie. Oddio. Hai visto? Un bel motorino. Me conte ora questo... Questa baracca quanto grande facevi? Sì. In modo che se stai dentro, se aveva, se aveva adesso tanto posto, stai attento, tanto posto così, di quelle fuori, mettono là, così, qua si aveva il fuoco, dopo si aveva la toeletta, si faceva la toeletta, una brighetta da mettere su le scudelle, le tecce, le casserole, tutti i minestri, una brighetta, c'era come i signori, dopo si aveva le sue banchette e dentro si aveva le brande per andare a dormire. E tutto su un'unica stanza? Tutto su un'unica Quanto stanza. grande era questa stanza? Come sta cucina? Proprio. Piccola era? Sì, così da Ma è il foghetto, come chiamavi il foghetto? al fuoco si fa. Al fuoco. Al Sì, ma come lo facevi? Non avevi niente, non era pericolo che si bruciasse? No, Perché? no, se la rialziamo un po' da terra, qui il sasso, se la rialziamo, niente così, dopo con poi metteva un link, su attaccare il link si metteva su perché la baracca si faceva così. Ah, Così, vero così, ero là. Cioè come un Questa è la triangolo? baracca, così, si fa la baracca. E dopo allora, prima si faceva così, poi bagnava così, e allora dopo un po' mettevano lì da qua e qua, e si parecchia, si picchiava la cadena per farla bagnare. Sì, ma il fumo dove andava? Tu su, E stava dove bene? che voleva.
Mandavi fuori dopo? Sì, perché dopo se davanti era aperto, no, davanti alla baracca così, vedere così, fare il piano, così era aperto. Davanti era aperto? Sì, davanti e era non veniva aperto. dentro freddo? Un po' freddo con solo che dice che è freddo. Cioè, la baracca ieri è fatta così, allora? Una cosa è il disegno. Allora, prima la mia Iese per banda, dal coso, questo l'immesso. Questo era il que? Questo era il coperto, sì, il vero, coperto. sì. E dopo si metteva Diese stanghette per banda, Diese così, Diese stanghette. E dopo naso fin così. E dopo la dea pochettino dopo, sì, la faceva così. Allora Oh, qua non avevo davanti, piegato. allora, no, non devo. Allora qua davanti si faceva da sta parte qua, si faceva la porta, qua da sta parte, capito? E qua allora si faceva il fogolare, e dopo qua si è aperta. Si metteva lento, sì, si è aperta. Quale sera sta aperta un poco, ora? Sì, qua davanti, sempre davanti. Non aveva un cammino, insomma. No. Sul davanti che era sempre Sì, controvento ecco. però. O no? O ieri voltava verso il sole? Non so come se capiterano o contro il vento o contro il vento, come che si la fea, dove che si trova il posto, In mezzo al bosco. in mezzo al bosco. Dove che vicino era? Dove che facevi? Anche vicino era, ma se non caffò. Sì, ma per solito sempre vicino era. Tanto Vicino vicino? era, sì, era vicino Quando? sul canton, ma 2 metri lontano. A poco? 2 metri, Non hai sì. paura che ci passa il fuoco? No, perché? Dopo si faceva il posto dell'acqua, E come facevi sta acqua? ecco, se metteva il cemento, si fa il posto come li fa adesso, non ricordo il posto dell'acqua. Si faceva col cemento, là si faceva l'acqua per mangiare, Qua è acqua, quella vedevo il cielo, vedevi qui avanti? quella, finché la neve si mangia neve, se vedeva neve, era quella al cielo. Non era sporca. Benedetto sporca, altro che sporca, e quando si andava a Ciorla, quando che si era vicino, che si era finita quella del posto, si andava a Ciorla te le pose ieri, dove che beveva le bestie, c'era il bagno i maiali, e là voleva andare a bere quell'acqua, perché sul posto se non aveva più, l'altra acqua non era. Veniva qualche vena, diciamo, ogni tanto, ma allora come farlo, camminare 3 ore magari andare a Ciorla, non c'era acqua, se poteva. Allora si bea quella queste cose dove gli animali bevono loro. Si sta di E si andava un'ora presto al mattino, presto, perché l'ora era di onesta, era più bella, più limpida, perché dopo le bestie venivano da mangiare. E dentro te la posa, dopo le luie, diciamo, i maiali, dentro te la posa, fai il bagno perché era caldi, e allora il vedrio si bea quella. E chi c'è che aveva questi maiali? Guida le maglie, no? Guida le maglie. E ieri acqua piovana sempre? Sempre. Non sorgente. Infatti le nostre zone che hanno poche sorgenti. E ora bevi sta acqua anche altri sempre del posto, fatta a altri? Sì, sempre. Quando venite in questa zona qua, Se fai i nostri posetti, quindi sapeva acqua del posto, Una sorgente, però sì. sapeva più acqua del posto, allora tu puoi andare dove che trovi. Sorgenti non era questo. comunque in tutta la zona qua. E ora chi che aveva il carbone vicino era fortunato, chi che aveva il carbone vicino a sorgente o no? Non si può mica sbagliare il carbone. No, voglio dire, era come con una comodità. Sì, ma bagnare il carbone si può No, mica. quella è un'altra roba ancora. Diciamo, ma così era questo mangiare, questo vivere dentro. Sì. E gli altri... E noi si stia bene, si era sani come i cosi. E adesso vuole che la rogna E dopo. adesso, no, quasi stupido che mi sei. In che senso? Perché nel carbone. Adesso ha tutte le paure e allora si stia bene. Sì. Lavorare E anche allora se via qualche malatiola, se dove mi qualche malatiola, come tutti i mottosatei, diciamo, ma insomma in generale si stia bene. E l'acqua era quello, e altre robe da bere, non so, birra. Se beveva a un bicchiere di vigna a San Piero, Perché San Piero? perché era festa, Allora le dite che era un fiasco di vino E dite? all'operaio. Che vin davi, si bianco? i commerciatori, no? Vino era compra. E poi ma anche a questi, No, scherzo. Non era il portaio Insomma, allora. non era pericolo che vi imbriagassi. Graspa. alle sere trovava la bottiglietta si ferma la panza. La bottiglia da quarto partendo di star ce n'era là, E mia mamma aveva il pan, gli dice il pan di Sant'Antonio, adesso siamo il 13 di giugno,
al pan di San Antonio, magari un chilo di pane lo metteva dentro una cassetta con la farina, poi serviva la cassetta e si dice il bank, e lui lo metteva dentro là, e finché non era dopo San Pietro, dopo San Antonio, lui lo tirava fuori, allora era giusto, sì. Perché lo trovava quando? E lo trovava veniva fuori quando che si andava dentro il bosco. Cioè all'inizio di marzo? Lo teneva là per benedizione. Per benedizione, In che senso per benedizione? Sì, lo teneva là così. Gli dato quello del pane, allora guariva la pane. Allora, e mio padre faceva la sopa, come si dice, la zuppa là, col pane, e l'olio verrà, e poi pepe, e poi si stava male. Pane con l'olio? Sì, ma la vecchia era freddo. E l'acqua calda, e pepe, allora con il fiampino. E un po' con il pane? Ma poi si stava male. Ma quanto grande era questo pane di Sant'Antonio? Le canette di pane si scompiva sulla bottiglia, Quante che ne compravi? 7-8, E tenevi altri? si teneva là e là non... Sì, che era l'unico che aveva cartella sul carro. E il mangiare normale invece era? Polentina, la minestra e E fagioli. minestra non so a te neanche da fare perché mia mamma non doveva lavorare, non era a tempo. La domenica la veniva fuori a fare la spesa per averla, se partiva dentro alla 1 dopo mezzanotte il sabato, mia sorella su era piccinina, e se veniva fuori la faceva la spesa, sempre. E dopo con le robe di messa alle 10, se c'è la nostra berletta, si andava dentro, dentro, 3 ore di cammino, con averla di roba di spesa per tutta la settimana, insieme. E cosa era questa roba? Pasta, olio, zucchero neanche perché il caffè non ha mai dato incinta zucchero sì perché si stia male, formai, quel che occorreva, La farina va a la la farina per mangiare. quella una volta. Soprattutto farina? Allora si arrivava al bosco, quello era il mezzogiorno, allora mio padre appariva la polenta, allora con la polentina si mangia e poi mia mamma aveva su una gran carica di roba, si andava su queste pose a lavare, a spolverarle là. A lavare cosa? A fare la biancheria? Biancheria, sì, insomma, a tirare fuori quel biancheria. E là se l'aveva per tutta la settimana, e dopo l'umina andava a lavorare a mio papà. E ora a domenica diciamo che facevi un poco di riposo? Sì, così, tutta la domenica si lavorava, tutta la domenica. Però che era anche un attimo di sosta deve fare mai? No, noi sì, e bocciasse, noi tosatei, ma... Ferma che faccio tutto io. Ma... Guarda bene che va ora. No. Ma non sai, noi non faccio via dal marcia, apposta per ricordare, perché mi pare che raccontai robe che pochi che le sa, dai me parti a mano, guarda altri, no? Bisogna fare, vediamo, ho visto. Ma le robe genuine, queste le robe vere, sanno salve. Se per quello che sto qua a disturbare. E lo da dove allora lui? Per quello che domando, mi dice come si chiama la sua Di Vergerio Lidia. Oh, ora sì, tu famiglia, Soragna, Vergerio e se... No, sono marito e moglie no, Sì, adesso sì, marito e moglie, ma voglio dire, ieri le due famiglie principali del paese, Soragna e Vergerio, o no? Ma bella qua, sì, perché pagano la più buona parte sono tutti Vergerio e Solagne. La più buona parte. Quello che vuoi dire? Sono tutti Vergerio e Solagne, tanti Vergerio e tanti Solagne, ma non parenti, sanno tutti. Solagne o Soragna? Solagna. 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 Non Soragna, anche a Lucia. Anche a Lucia e Solagna, ma non sono parenti. No. Sì, tante E famiglie. Vergerio, allora Vergerio era quell'altra vita che ne era qua. Che mi diceva, Amadeo, quella che è morta. Anche Piero, sì. Adesso la Sofioli qua, adesso Vergerio. Che però non si ricorda, sì. Sì, altro che le penso come me, se altro che, sì. E era anche lui un... Bene, lui veniva... Lui era impresario? Sì, lei è suo papà, ma insomma lei era lui. E ora mi continui a contare sempre di sti magnari, era così magra, insomma, faceva. Non che era pericolo di imbriagarsi. No. Questa storia che diceva chi beveva in montagna. No, quegli anni là no, dice. Allora che ne era un tempo d'inverno, che ne era qualcosa, sì, per esempio, di dire che ne era sempre su, perché, come era per tutti, come che ne avesse, ma no che sia stato del tempo di stare tutti a lavorare. E d'inverno cosa facevi? Allora d'inverno si fa così a casa, si prende a far legna e far fuoco
Se di fiò, non so, in Si fa a stare. filò, te le stale, si fa a filò, e noi non sappiamo la stalla, allora noi sentiamo fare le stalle, così da si troviamo le carte e robe così. Filò, insomma, Eh. come tutte anche le zone in Poi il pianura. filò, come si fa che dopo le pianure. Là su in bosco, vi contava delle storie dopo la sera, che avevi tempo. Sì, no, si Vedi? andava a dormire, non si alterno di sera. Ma Nessuno se- no. Con lei alla sera si andava a dormire, strachi, quando si andava a lavorare. Cos'era tosatà? Allora si gira, fa il bosco, si andava in giro a fragole, a frambole, a sgiasene, si andava in giro così da così a bocciarsi. E frambole serie lamponi? Sì, la E zanzere, come si chiama? zanzere- le fragole e le sgiasene. E giazzene Serie serie mettili. mettili. Mm. E altre robe che trovavi che sei era? Quella roba là, che sia se trova. Quella roba là, le fragole, E cosa che facevi a quelle robe? Si mangiavano. Non è che facessi marmellata? Marmellata, non si sapeva fare marmellata in quegli anni là, è benedetto. Oh, Non è che la puoi commerciarsi queste ma fragole? infatti a te se le mangiano, altro che commerciarle. Se che trovarle, commerciarle sì. Questo era compito di altri tosatei. Ecco, lei si mangia, se andava al bosco, se trova qui che si trovava si mangia. Spin si mangia di qui che si diceva spin de musse che diceva dei cavalli. Spin dopo si pelea, si mangia anche qui. Si mangiava di tutto. Cosa sei sti spin del mus? Cosa sei? Troppo qui? No, solo qui non si mangiavano perché non ne piaceva. Cosa sei? E era proprio spin. E c'era la cosa dentro come i carciofi. Ah, cardi. Qualsiasi E cardi. sarà cardi proprio, e c'era il coso dentro come i Che carciofi. colore c'è sti? No, era Dentro, verdolini, sì, verdi, con tutti spin, lo si pelava, lo si mangiava così, Crudi. così che si trovava. E altre robe che raccoglievi dal bosco, cosa era? Cosa vuole che si trovasse che? Non so, Se si trovava qualche lumaca, a mangiavi? allora si mangiava qualche lumaca, sì, ma non so te mia gambetta là, se la metteva sulle bronze, sul fuoco, se la mangiava così. Un poco di olio? No, così, si mangiava così, se le metteva sulle bronze e si mangiava così. Ma qualche animale da riuscire a non si copare? mangiava non li- mai, no. Galline non se ne aveva perché la portava via. Allora galline e pocchetti perché se ne aveva 2, 3, 4, bastava per loro. E che avevi due o tre galline? Sì, E veniva a volpo? Come ti chiami? A volpo? la volpe, noi diciamo. Qua- La volpe lo parlerai, gli dice, noi dire- diciamo la volpe. Volp. E faceva danno? Un anno la portava via, 13 la portava via, tutto il campo. La Galline. portava via, sì. Ero partecipato a tutte queste... Galline e basta. E mettevi dentro? Si metteva dentro a dormire. Serale? Sì, serale si aveva la porta di legno con un tocco di legno. Dopo si metteva un traverso di legno ancora e là si metteva dentro. Non mi ricordo il nome, come si chiama? Hai detto... Lidia, l'Argerio. Ho visto il nome a cavallo. Ah, non so perché noi non si ricordano quelle robe là. Io era un castello che è Sì, tuttora io castello, no, non è più castello, no, perché il nome solo. da Vergerio. No, il nome dei castelli, io dico ancora castelli. Su quel Mosco? No, qua così da qua. Da quel paese? Sì, da quel paese. Ma era da Vergerio sto Di castello. Vergerio. Allora era la Rogera Cesana. Ma che mica su parità, Vergeri, tanti sanno. Sì. Sì, fa rompe la vecchiaia, in tanti Vergeri, Solani anche. E vabbè, e ora mi dice per le galline facevi quanto grande il casonetto? Piccolo? Piccolina, Ma durante il giorno stava fuori però? sì, tutto il giorno. A rassoare fuori? Sì, alla sera aveva Sì, dentro, vabbè. le sapeva che era dentro. Se Sì. parecchia al nido, da una parte, e là le pondeva. Cioè l'uovo. Solo per l'uovo praticamente, non capivi anche annere, non so, No, solo galline. solo Allora le galline, Anche altri sempre galline, non tre Sempre, galline. sempre, sono Tutti i tre. boscaioli si Sì, portavano. tutti i buscaioli, sono 3 galline sono. Barba era moglie. Aveva una gallina e la portava 18 anni nel bosco. 18? E come mai? Affezionato. Non Perché non mangiavi. me ne scrivere al compagno? E noi dopo la magari mangiava dopo. Tutto sì, Ma poche galline mangiavano. Neanche al giorno della sagra, non so. A lei per quella che, non so, al giorno della sagra, quando c'è la sagra qua, si fa i risi con latte, se ne sono il latte, loro qua in paese, si fa i risi con latte. Ma perché era una roba Perché è una cara? roba importante, I no? risi con latte era una roba importante? Ciò.
il riso con latte, E dopo cosa mangiavi il giorno della sagra? ma si metteva un po' di carne, cartesima, una linea, oppure con pane in macelleria ninna. Noi, ninna in macelleria. Nessuno, lì era una macelleria. No, fa no, bisogna vecchiai. Macelleria. E ora, il giorno della sagra un poco di gallina. Sì, sta gallina. Ma dove la trovavi sta gallina? Se l'aveva noi, no, queste 4-5 galline che se le portava a casa, poco d'inverno non si sapeva dove metterle, allora se le mangiava, dopo si tornava a tromparle. Dove trompavi? Oppure si metteva A Ciocca? a ciocca, Come chiamavo? a tocca non gli dico. A Ciocca, E il giorno della sagra che giorno si A 9 di febbraio, Santa Polonia, Santa dove Polonia. c'è una festa. Qua. Oh, Che festa? ma festa grande, in Balava, la via sul porto, n'era una sala, una bella saletta grande, in Balava, che festa, insomma, si fa festa proprio tanto grande, tanto proprio festa. Ma sul porto come ora? Là sul porto dove i fermieri fate, Vicino. di sdodo, i fermieri fate là, no? A quegli anni là via, là la storia, quella che è in Galles, ed è sotto, Che dove è che qua? è la Madonna del Piave, allora vita Madonna del Piave. No, ma c'è per Cavolera? Qua là è qua io. Lei qua io sì, nel monumento. E là Ah, non ma era la chiaro. sala, no dai, E chi la è sempre fissa ieri? sempre veniva la sala fissa là. Tutto l'anno? Sì, Sta la gente che passava per il porto? per la gente che fa il paese così, te fai sta saletta e suonea un con l'armonica là, e suonea e così. Ma di che ieri è privata? Sì, no, dell'osteria là, sì, privata, ma no. Ma quale osteria c'è? Quella dei... Quella là, Ma come si chiama? solo il bar. La Bertuolla, era Eh. Piero Bertuolla, era. Che la aveva solo, capito, vicino al bar, vicino al Piave. Sì, no, ancora là, solo al bar, lei è sempre stata là. Era più su, era? Onde che nel monumento lui passa, che nel monumento con la Madonna su, là nella sala, nella saletta, è una stanza, là in ballava. 100 metri di là dove l'altra volta uno da Piave, nella strada. Sì, così. sì, sì. No, Là nella basta, storia, basta, abbiamo così. là che nel monumento, E là è Baiavi. No, invece qua signora, No, mi no, scapparmi, sa che mi interessa il discorso. Non mi interessa il discorso del Baiavi. no, dai Balera. Ma vi trovavi anche durante la domenica, ora qui che stava qua nel La paese? domenica d'inverno. Solo che d'inverno però. Basta, Perché d'estate Stava niente. verso. E cosa Baiavi? E la cuffia, il valzer. E chi suonava? No, ma è morto adesso. No, con la stanza della fisarmonica. Fisarmonica soprattutto. So, sì, quella. Altro non era, allora. E veniva anche gente da fuori del paese? Sì, sti trovati. Perché non vi era altri che aveva Sara Baio qua attorno? No, mi hanno fettere. Ah, era l'unica qua? Sì, Ma perché secondo voi che era il Baio qua? Perché era il porto secondo me? Non era il posto. Sarà stato il porto loro di anni là in Io Drigo. cominciava, Sarà stato loro il porto, ma noi non ce li ricordavamo quella roba là. tutti qui per esempio intorno Chi veniva qua a Marziai? Sì, passai alla festa, no? E quindi che era un certo giro qua? Sì, ne è tanta gente che adesso non c'è più niente. fino all'unica mattina. Adesso loro che n'era un giro proprio, che n'era tanta gente, proprio tanta, perché loro non ve n'era macchine, non ve n'era moto, non ve n'era biciclette. Però bisogna stare qua sui posti paesoi. E che paesi erano? Tutti qua i paesi? Qua Carovera. Tutti da parte dei qua Sì, del sempre Piave. da parte Non vi ha? no, Che non era il passaggio di sinistra. Sì, che n'era la barca a Carovera. Aveva la La barca. barca. Ma allora veniva anche qualche dunda di A? E qualche dumma rari. La barca a Carovera. Le batte fien, o erba e partera, qua dentro Che fien. molinga è? Il molinello iris. Era il mulino, i tempi in Rio. E E funzionava? allora è ancora sì, e adesso è ancora mulino, ancora quel, ma non è più mulino. Ma non fa più molini? No, E ase operaie, fai operaie, ora che... mia figlio no, ne sa sagare un po' di terreno no nostro, gli altri. Ase diritto tagliare il fengo? Sì, tagliare erba. Per conto suo? Sì, per conto il nostro è Ma cosa lo taglia a mano? All'inizio fiocco la cosa bassa mi con la festa, la faldetta. Anche io, Cioè, adesso si deve tagliare. ho tagliami stamattina, Si è messo secco per tagliare qualcosa. ancora non secco, ma tagliare ieri sera solo, no, si seccano. No, vuoi dire, se è secco l'erba, se è dura da tagliare. È duro, sì.
Bisogna tagliare la mattina presto? Ciao, la mattina dopo pranzo. È vero, vado. Ci ho messo da... No, noi fare il primo? No, la mia vecchia solo noi fa, no. Ho visto mi convinto cosa il secondo taglio. No. Sì, le nostre, no, io non le mie famose, non perché un americanese sono che americano. Ma c'è leggero? Altro che leggero. Altro che lei conserva bene. Genuino senza niente dentro. Brava, perché c'è anche delicato da conservarsi questo. Sì, tanto, perché mi manca grado. Voglio cane, e ora... Vabbè, mi dopo parlo con suo marito, ma dava per mangiare, cioè bisogna vai via. Devo proprio andare via, fammi finire, c'è già pronto a mangiare. Non so cosa fare. Prossimamente. Beh, L'altra volta come? no, io devo parlare con la signora. Avevo anche passione di chiacchierare. Beh, ma per trovare io con più tempo, quando era? Vabbè, ma e ora mi raccontare come che vivevi, ste galline e tutto quanto? Sì, con ste gallinelle. Qua facevi il porto, baiavi, tutte sì, ma allora sul porto non mi ricordo, mi ricordo. Niente, parla la signora. Sì. Ma e sul bosco ora, sti legni, mi spiegare il tipo di legni che era? Sì. Dopo, quanto lunghi tagliavi? Un metro e mezzo. Un metro e mezzo? Sì. Dopo si faceva il poiat, non si dice, al poiat. Si metteva tutti lì. Si fa il castellotto in me, così, un castellotto alto magari fa un 9 metri, no, perché se fa doppio no, sarà stato 2 metri, 3, 2 metri. E come ieri questo castellotto? Fatto Così, con cosa? Così, un quadrato? Così, ora? Un quadrato di legne, sempre di legne. Con quanti pai? Con 4 pai? Ieri hai fatto con dei pai? Sì, con 2 pai. Se metteva le linee così finché si eccolo là, così finché sei ben fina. Allora restea al bus. Al bus in me. E da lassù in cima, il bus è buttato al fuoco. Sempre queste legne larghe 1 metro e mezzo? No? No, quelle legne in piedi dopo. Quelle legne in piedi? Così in piedi. Era qua e legne si metteva. Quanto larghe eri quelli che facevi il castellotto? Così, come che gli digli a me. Sì, così. Sì, ma quanto larga ieri? Mezzo metro. E sto castellotto quanto largo ieri? Sì, mezzo? Come che larga fa? Mezzo metro, 50 centimetri? Quindi le linee erano di circa 50 centimetri? Sì. Una sola e altra? Una sola e l'altra, anche 2 metri magari. E era un cammin quello? Come un cammin? E là si buttava il fuoco. Se gli buttato in fondo era dalla fima, se buttava in fondo c'è in fima. Ah sì? C'è in fima. Ma che fuoco, come facevi a buttare? Fuoco bronzo. E dove trovavi? Madonna, se fa fuoco, se fa da mangiare. Bronzo? Normali? Sì, normale. Sotto? No, se buttava da sola. Sì, ma e quelli buttavi basso? Sì. E sopra i bronze cosa mettevi? Niente, se buttava le bronze, con le legne che acciappava a fuoco, no, come sempre, e dalla dove acciappava in cima. Quando che sapeva apparecchiare il poiato così, poi da basso gli metteva uno strato di legno, dopo si metteva un altro sopra, si fia due strati al poiato, di legno, 2 strati. Il mucchio? Acciappava sì, al mucchio, acciappava in cima e dopo gli due pian per attorno, pian, fino in fondo. Ma ho quel zevi torno sì, a terra. Con terra. Quanta con terra? La foglia. Che tipo di foglia? Quella del farer. Ma sopra si vedeva terra o foglia? Foglia prima foglia e dopo terra. Dopo terra, la foglia si metteva che la terra non deve rotte le legne. Ma cosa c'è che si bruciava? La legna è a carbone. Ho capito. Il dolce. E quanto tempo che mettevi a buttare? Secondo una settimana, 10 giorni, 11. Secondo il poiat, quanta grandezza? Secondo anche il respiro perché... Secondo la grandezza del poiat e secondo il respiro che la terra che trova sotto. Perché bisognava fare dei busi perché respirasse come delle bocche d'aria. Sì, fa tutto attorno. Che bocche eri? Quanto larghe facevi? Ma si sotto il terreno a Tivea, no? Allora è fuoco che presto arriva dopo. Perché potevi anche non tirare? Si tira poco andavo pian piano. Perché non tirava? Perché giorni di più no? Tornare in cattiva fuoco, era sotto. Era in poche parole un castellotto in mezzo. Sì. E basso per basso. Si metteva le legne. Sì, ma come? Le legne, a strato di legne, vera. Dopo se solo quelle strato che si vedeva così, si metteva un altro. La mia sua porta, sempre in piedi. Le legni le 1 metro e mezzo. Le Solo di queste messe così che le mettevi in altro. Dove si era buttata tutto?
No, e stai in piedi? Quanto larga ieri queste legna? Quanto grosse ieri? Conforme, quelle tanto cosita che cosita. Beh, grossette insomma, Sì, 20 centimetri, Tono, 30. finché No, in sempre attorno. E più grosse sotto era, sempre sotto Sì, la dico. sotto. in modo che E fine ancora in fondo dopo che metteva le fine perché così stava a posare bene. Beh, vabbè, che perché- devo lì. sì. No, su Maria. Non manca un quarto, ciò, manca un quarto, non sembra mezzogiorno. È sempre 1,5 metri. E ora quanti strati facevi? Due. Due. Allora andiamo a 3 metri no? E veniva 3 metri. 3 metri. E lavoravi con le mani o montavi con una carrega per mettere le ultime? Ora No, facevi lo con le scagliero. mani, intera a metro. Fin sopra. Sì. Già Dopo sì. se fai alla scala, Facevi una scaletta. andare a dargli da mangiare, poi io volevo dargli da mangiare. Al bosco, al fuoco. Per Al favore. toiato, Come si chiama? al toiato, Sì. dargli da mangiare, legni. Perché? Dove che fai a bus, adesso fare la cosita. Al mondo che fai a bus che vedo, no, bisogna dargli dentro ancora legni, tra l'altro di sperderlo, tra l'altro in pieno di Al legni. modo che il fuoco consuma quelle no? Al modo che tu L'altro rimani e quelli che l'altro fai carbone. L'altro fa carbone. Ora si usava solo di sopra praticamente. Quelli che non Fondo, facevano basta. Come? Quelle che si buttavano dentro dopo. al brusi a quelli soli, allora il resto fai carbone. E tutto il resto faceva carbone. Fai carbone, mia bella, troppo cosita, vai, Mettevi cantea. il cantea. Ah, sì, bello. Ma io che toccava di squerzelo per No, buttare no, dentro. no. Ah, sì, di sperderlo? Per di sopra, Sì. o buttavi dentro per il castellotto. No, no. Per di il castellotto sperderlo. buttavi solo che Solo non il si fuoco, inizialmente. solo, al fuoco inizialmente. E dopo serviva per come cammini, insomma, E per dopo bere aria. serviva come i cammini, adesso ma dopo loro si cosevano, dopo quando che dentro, loro si intineva le legne, e là Perché delle volte- mania quelli, al mania. delle volte si piegava da una parte, mettiamo. Sì, Ora buttavi dentro. allora no da quella parte, onde che il piede, dall'altra parte si intineva le legne, allora il mania là, Ma desquerzendo disperdendolo, e dopo riquerzevi. e allora si guardava ancora quando vuole. E dopo mai si piegava da un'altra parte. Allora si vedeva la maniera là. Buongiorno. Buongiorno. Ok. Da pagare. Insomma bisogna sempre dare da mangiare. Sì, finché le do, al fuoco lo do basta. Col fuoco ha passato il primo scavezzo di Isea. Scavessi. Sì, Che al saliva primo al primo scavezzo, piano. al primo piano, ma dopo loro non fa più quel lavoro là, con sappiato basta. Allora maniate le legne, laureate le legne, insomma il fuoco, non sarà che mistero. Laureate le legne, legna fuori belle canele, belle carbone, ma belle, Facevi due scavessi. due strati, due scavezzi, due strati. E su un poiat di 30 quintali mettiamo degni. Quanto carbone veniva? E Pietro, a modo, quante legne delle oito tempo ma quante legne? Ogni quintale di carbone vuol dire quintale di legna. Uno del carbone, 5 di legna. Però poco faceva. Hai trovato 5 quintali di legna, un quintale di carbone. Era un lavoro notevole. Grazie Maria. Si chiede per Su anche alle notte voleva dare da mangiare. farti in casa Anche le notte bisogna. Sì. Che 8 giorni che andava. sì, così. Se ne ha bisogno di andare alla notte. Quanti che ne facevi su una stagione? O un secondo per la Poiat. Secondo la forza, Ma in media, mettiamo una famiglia normale. Quanti e uomini? secondo haga È personale? personale, e secondo haga il bosco perché Anzi, lei era bello, brutto. Cioè il meglio bosco qua ieri. Conforme si se era. tu perdi su una zona buona, si può Buona. fare legna. Per zona buona cosa si intende? Il terreno, no, comodo. Terreno comodo, Bosco si fa comodo. presto a portarlo Se ne su sulle piate. ripido, Se le ieri si fa più E famiglia. che cosa portavi i altri? Con queste, Con spae? Tutta a mano? stai, tutta a schiena. o buttarle o portarle. A buttarlo, portarlo. Buttarle come buttarle? Sì. Sempre da 1,5 metri però, tutte da Sì. 1,5 metri. Metro 20, metro 30, Conforme. A metro, conforme che danno se va a poi non sei a metri. E Sì, non perché- è che misura. E per serie 8 in che base? Sì, a 8. sempre a base del metro 10, metro 15, metro 20. Ma Dopo, se quel tocco capita sotto alle piccole, che mette un pilone di sopra. ho capito. E se le Non pilone essere mette quel professionisti pilone e di fare la sopra. pensa. Buono per quello fare. Porco cane. Era Non un'arte. sa che paia sulla vai paia che hanno fatto della valla. E adesso è morto a fare un 18. Io anche tiravo fotografie. E l'ho fatta pure a te.
Adesso, sti giorni qua. No, sti giorni qua, ma noi danno. Sarà per reali. E chi ha fatto fotografie? Non so, lei sul giornale, lei fa fotografie, sì. È possibile vederle queste fotografie? Io non so. Perché no? Se le Sì, ma fatte... là, le serie, ma non perché le morto, Ma che è sa morto fiore? fiore. È morto fiore. E uno lei fa entro quel bel blocco, quell'altro fiore. La sa, lo prendo nei blocchi. No. E ne è una fabbrichetta da blocco. Quello è un altro fiore. È morto e questo fiore è morto. Fa entro, che io ero più di quella. E fotografie, chi è che le ha fatte? Non so. E l'ho viste che a me non l'ho viste. Io non l'ho visto. Era un libro? No, Io sui comunque giornali, a casa, che l'era sui giornali. Sui giornali era. Una savaria sarebbe molto importante. Allora guarda, ma si va entro che va a far contro le impiai, va entro a sinistra, va entro, a destra, andando su, viene una fabbrichetta nel Broc, viene colatori là, viene dalle Mario Deon, si lo domandare. Mario Deon sarebbe un nevodo? No, il fiol. Il fiol? Sì, ma lo stai dire che mi noti? No, mica dico, ho parlato che ho sentito che faceva il... Sì, 4 fiori, fiori, 7, sì, tanti fiori. Il periodo avere influenzi i calori là, dopo Sì, poteva avere calori là mi proprio. sembra di fare calori là. Sì, suo papà le si è andato a fare carbone. Suo papà le Si lavora adesso, anche ora si deve lavorare per i disturbi adesso. E sarà io mangiarlo adesso. Sarà mio figlio, sarà io mangiarlo perché io ti lavoro mai. Ma la sonora è sempre là adesso. Tante, è buono però. Sì, le vinelle. Il nostro papà. Beh, dai, complimenti. Vinelle nostro, dato che fa male questo no? Ma in montagna niente. No, allora Viani no, non si ha soldi no. Non avevi neanche i video. Non sapeva niente, ho fatto sta roba dopo la guerra, dopo sono sposati, prima non sapeva niente. Noi non sapevamo niente. Ma tu sei stata da casetta, l'ha fatta usata stava perché gli anni là, poveretti, mia mamma e mio papà erano poveretti come i ragni. Come i? Come i ragni. Poveretti, I ragni. Poveretti come i ragni. Ma indietro. I ragni. Come i ragni. Sì, come i ragni noi diciamo. I ragni. Ma è proprio il modo di dire. Sì, poveretti come i ragni noi diciamo. I ragni. Sì. Ma io non si parla tanto di schei fare carbone. No, fiore. Guarda, cos'è a fare la stagione, noi si è a mangiare, poi in primavera, se tornai a tornare ancora andare a lavorare, si stava a mangiare. Cioè, vi bastava appena ricominciare? Sì, c'è avuto una famigliola, 4 fiori, finché... Avevi 4 fiori, va bene. 4 fiori si era fatto fa lei, e guarda, lo fai essere insieme. Ho capito. E dopo che ne era lì, che ne era 5, ne era 8, le famigliola di quella sorta. Appena per vivere, insomma. Far vivere, fare il parco, la rete, noi facciamo i nostri paesani, per vivere. E se no bisogna girare l'esempon. Cosa vuol dire girare l'esempon? Io per la Zambadia. Come si dice il dialetto? L'esempon. Non l'esempon, no. Ecco, per la Germania, idea a piedi. Cosa vuol dire l'esempon? Andare all'estero. Ditemi, girare, bisogna? Girare l'esempon. Andare all'estero. Idea a piedi. Con la valigetta lì a spaghi. E partire dal paese qua? Sì, poi. Che ne era? Sì, i nostri vecchi, sì. E cosa andavi a fare all'estero? La che viene a fare proprio, lavorare, viene in miniera, in cava, o del bosco, o onde tu viene a fare. Era paesi miseri. Dopo la guerra è stato un po' il progresso. Questa guerra? Sì, questa. A strada quando l'avrai fatta? Adesso ero qua al mondo 10 anni. E prima come facevi? Non era stradetta, 3 metri, 2 metri, 2 metri, aveva 2 metri e mezzo, 3. Come quella che va su, al per non andare su da qua, come quella che va su, non che va dritto per sotto, quella che va su, che vai su con lei qua dentro, ma dopo l'ora bisogna che vai per sotto, che per sotto, e quella è il blocco, che per sotto. Se no non era stradetta, sempre perché lei vi ho visto con lo stesso cambio.